Profezie di Padre Pio sugli ultimi tempi e sul trionfo del cuore immacolato di Maria. Questo episodio che sto per raccontarvi è stato riferito da un figlio spirituale di San Pio da Pietrelcina e avvenne intorno agli anni 60, o poco più, sarà stato intorno al 1963-1964, durante il consueto appuntamento vespertino sulla veranda del convento dei frati Cappuccini di San Giovanni Rotondo. Per chi non lo sapesse, Padre Pio era solito, dopo l'Angelus delle 18, raccogliersi una quindicina di minuti con i figli spirituali che venivano a trovarlo o si intrattenevano per l'ora santa della sera. Da questi momenti di incontro amichevole ehm, e di filiale confronto tra il Padre Pio e i suoi figli spirituali sono scaturite tante perle preziose e anche profezie di grande importanza. Ebbene, in uno di questi pomeriggi i figli spirituali presenti chiesero a Padre Pio quando sarebbe dovuto giungere il trionfo del cuore immacolato. C'era ancora tanto da aspettare oppure no? E così, Padre Pio, raccoltosi profondamente, come in uno di quei momenti in cui sapeva di dover trasmettere qualcosa di molto importante, disse con parole chiare e decise: "Né io né voi lo vedremo, ma questi bambini qui, sì, loro lo vedranno." Si trattava dei figli di quel gruppo di amici intimi del padre, che avevano a quel tempo sui 10 anni di età. Queste parole di Padre Pio sono certe, come mi è stato garantito. Adesso, facendo un calcolo molto semplice e rapido, non è difficile intuire che se intorno al 1963-64 questi fanciulli avevano sui 10 anni, adesso, nel 2021, che è l'anno corrente, di anni questi fanciulli ne hanno praticamente quasi 70 e se costoro saranno ancora in vita per vedere il trionfo del cuore immacolato di Maria, è evidente che di anni non possono ancora passarne molti. E essendo che un essere umano può arrivare a vivere anche, 100 anni, quindi, sono rimasti almeno sui 30 anni o meno di 30 anni a questo trionfo. E, per quanto riguarda, ecco, gli ultimi tempi, sicuramente ci sono dei segnali, che fanno presagire che siamo vicini alla seconda, venuta, di Cristo, perché ad esempio nell'Apocalisse si parla della dei tempi degli ultimi tempi in cui ci sarà un generale ripudio della fede. Pensiamo che l'anno scorso, in tempi di, diffusione del coronavirus, ma anche, nel periodo estivo in cui, l'epidemia si era quasi azzerata, lo ricordiamo che soltanto il 20% delle coppie che hanno deciso di sposarsi si sono sposate in chiesa, il restante 80% ha deciso di sposarsi soltanto in comune. Ricordiamo, ecco, anche, chiaramente che, quindi l'odierna crisi della Chiesa prefigura, la finale apostasia generale, ma, della Chiesa intesa come comunità purtroppo dei credenti che hanno sempre avuto una fede molto tiepida e che sono stati scoraggiati da questa epidemia dal praticare, diciamo così, i sacramenti col fervore che è richiesto invece dai tempi. E poi, anche l'odierna persecuzione anticristiana prefigura, quella che colpirà i fedeli degli ultimi tempi. Mai in questo tempo come in questo tempo i cristiani sono oggetto di persecuzione, non si può più dire nulla verso coloro che attaccano, i fondamenti della morale cristiana, che intaccano il concetto tradizionale cristiano di famiglia.
e i recenti precursori dell'Anticristo prefigurano la venuta di Cristo come una imminente possibilità futura. Si pensi a tutte i personaggi chiave nell'ambito della odierna società, che occupano anche dei posti di potere nei media, nella politica, che purtroppo non diffondono sicuramente con il loro operato dei valori cristiani, in nome di quella che è la libertà di pensiero e di parola, che poi sono purtroppo i primi ad infrangere per scagliarsi contro coloro che esigono il rispetto dei valori della cristianità. E proprio la somiglianza tra il nostro tempo e il tempo apocalittico ci conferma l'imminenza di un'epoca storica che vedrà un trionfo della Chiesa tale da prefigurare il finale e definitivo trionfo della Gerusalemme celeste, e con esso il trionfo della Mamma Celeste, del Cuore Immacolato di Maria, nella beata eternità. Andiamo adesso ad esaminare quelle che sono le profezie fatte da Padre Pio circa gli ultimi tempi. Padre Pio ha ricevuto durante la sua vita terrena una serie di messaggi da parte di Gesù, di Maria. Ha avuto diverse visioni di Gesù, di Maria, degli angeli, degli arcangeli, e in uno di questi messaggi Gesù avrebbe detto a Padre Pio: «L'ora dei castighi è vicina, ma manifesterò la mia misericordia. La vostra epoca sarà testimone di un terribile castigo. I miei angeli si prenderanno cura spirituale di annientare tutti coloro che si burlano di me e che non crederanno alle mie profezie. Uragani di fuoco saranno scagliati dalle nuvole e si estenderanno su tutta la terra. Temporali, tempeste, tuoni e piogge ininterrotte, terremoti copriranno la terra durante 3 giorni. Seguirà allora una pioggia di fuoco ininterrotta per dimostrare che Dio è il Signore della creazione. Coloro che sperano e credono nella mia parola non dovranno temere, né dovranno temere nulla coloro che divulgheranno il mio messaggio, perché io non li abbandonerò. Nessun male sarà fatto a coloro che sono nelle mie grazie e che cercheranno la protezione della Madre mia. Per prepararvi a questa prova vi darò dei segni e delle istruzioni. La notte sarà freddissima, il vento sibilerà, il tuono si farà sentire. Chiudete tutte le porte e le finestre, non parlate con nessuno di fuori, inginocchiatevi davanti al vostro crocifisso, pentitevi dei vostri peccati, pregate mia madre di ottenere la sua protezione. Non guardate fuori durante il terremoto, perché l'ira del Padre mio è santa. Non sopportereste la vista della sua ira. Nella terza notte cesseranno i terremoti ed il fuoco, ed il giorno dopo il sole risplenderà di nuovo. Gli angeli scenderanno dal cielo e porteranno sulla terra lo spirito di pace, ma 1/3 dell'umanità perirà. Ed ecco i messaggi profetici che sarebbero stati dati dallo stesso Padre Pio. Ascoltatemi, o miei figli spirituali, il mondo sta andando verso la rovina. Gli uomini hanno abbandonato la giusta strada per avventurarsi in viottoli che finiscono nel deserto della violenza. Se non ritorneranno subito ad abbeverarsi alla fonte dell'umiltà, della carità e dell'amore, sarà la catastrofe. Verranno cose tremende. Io non riesco più a intercedere per gli uomini. La pietà divina sta per finire. L'uomo era stato creato per amare la vita ed ha finito per distruggere la vita. Quando il mondo è stato affidato all'uomo era un giardino e l'uomo lo ha trasformato in un rovaio pieno di veleni.
Nulla serve ormai per purificare la casa dell'uomo, è necessaria un'opera profonda che può venire solo dal cielo. Preparatevi a vivere 3 giorni al buio totale. Questi 3 giorni sono molto vicini e in questi giorni rimarrete come morti, senza mangiare e senza bere. Poi tornerà la luce, ma molti saranno gli uomini che non la vedranno più. Molta gente scapperà sconvolta, ma correrà senza avere una meta. Diranno che a Oriente c'è la salvezza e la gente correrà verso Oriente, ma cadrà in un dirupo. Diranno che a Occidente c'è la salvezza e la gente correrà verso Occidente, ma cadrà in una fornace. La terra tremerà e il panico sarà grande. La terra è malata. Il terremoto sarà come un serpente. Lo sentirete strisciare da tutte le parti e molte pietre cadranno e molti uomini periranno. Siete come formiche, perché verrà il tempo in cui gli uomini si toglieranno e si caveranno gli occhi gli uni gli altri per una briciola di pane. I negozi saranno saccheggiati, i magazzini saranno presi d'assalto e distrutti. Povero sarà colui che in quei giorni tenebrosi si troverà senza una candela, senza una brocca d'acqua e senza il necessario per 3 mesi. Scomparirà una grande terra. Un paese sarà cancellato per sempre dalle carte geografiche e con esso verrà trascinata nel fango la storia, la ricchezza e gli uomini. L'amore dell'uomo per l'uomo è diventato una parola vuota. Come potete pretendere che Gesù vi ami se voi non sapete amare nemmeno quelli che mangiano alla vostra stessa tavola? Dall'ira di Dio non saranno risparmiati gli uomini di scienza, ma gli uomini di cuore. Sono disperato. Non so più che cosa devo fare perché l'umanità si ravveda. Se continuerà su questa strada, l'ira tremenda di Dio si scatenerà come un fulmine tremendo. Una meteora cadrà sulla terra e tutto sussulterà. Sarà un disastro, molto peggiore di una guerra. Molte cose saranno cancellate e questo sarà uno dei segni. Gli uomini vivranno una tragica esperienza. Molti verranno travolti dal fiume, molti verranno inceneriti dal fuoco, molti verranno sepolti dai veleni, ma io rimarrò vicino ai puri di cuore. A maggio rivolgetevi incessantemente alla Vergine Santa perché sarà un mese tragico. Eccomi, io sono tra voi, miei figli spirituali. Vedete, per me il tempo non esiste. Tenete però presente che tutto quello che vi ho detto si realizzerà e chiedo a tutti di pregare per il mondo intero. Avrete dei momenti tragici. State attenti al mese di maggio. Pregate incessantemente. Vedo ancora dei terremoti, delle alluvioni, vedo del sangue. Povera Italia sta andando verso una brutta violenza. Pregate, pregate affinché la pietà di Dio risparmi qualcosa. Pregate per i 3 giorni di buio che vivrete, ma non lasciatevi smarrire. Che il Signore vi aiuti, perché di aiuto ne avete molto bisogno. Io intanto vi benedico. Tutto si fermerà per 3 mesi. Sono venuti a portarvi, miei figli spirituali, un messaggio di speranza, ma è anche un messaggio tragico. Gli avvenimenti che ho annunciato da tempo stanno precipitando. Il mondo va ormai verso la rovina totale. Ci saranno enormi cataclismi. Vedo dall'alto la terra come un'enorme palla, avvolta da nubi infuocate. Sono disperato. Non so più come fare. Pregate, pregate, pregate e preparatevi. Vi ho già detto che verranno a mancare le cose più essenziali. Fate delle provviste almeno per 3 mesi. Tutto precipiterà in pochissimo tempo. Quando ve ne renderete conto avrete già la valanga addosso. L'umanità è vicina al baratro.
cercate di stare vicini, di aiutarvi, perché avrete bisogno l'uno dell'altro di aiuto. Il ritorno di Cristo non è vicino, ma manca poco. Preparatevi, sono angosciato. Molti uomini hanno davanti il precipizio e non lo vedono. Non ci sono mezzi termini per annunciare il castigo che verrà. Ascoltatemi bene, miei figli spirituali, non crucciatevi troppo per questo e per quello, e diffondi questi messaggi che io ti do e che Dio stesso vi darà. Ogni colpa sarà lavata, ogni peccato purificato e presto, molto presto, arriverà l'armata infernale. Ma voi non giudicate, accogliete tutti come fratelli, figli dell'unico Dio. Essi verranno sotto forma di uomini, armati di molte parole, da spargere per spegnere il veleno della fede, il veleno da spargere per spegnere con le loro parole velenose il sentimento della fede nel cuore umano. Ma voi direte sempre questo ritornello, quasi come fosse una giaculatoria. Siamo figli di Dio e tali vogliamo rimanere. Nessuno ci strapperà la fede dal nostro cuore, perché siamo stati rigenerati dal sangue di Gesù Cristo, Dio, e con Lui, per Lui e in Lui riporteremo vittoria. E queste frasi le dovrete ripetere anche migliaia di volte fino a stancarli, fino a deluderli, fino a reprimerli, così che snervati, fidati, ritorneranno nelle loro case. Hanno paura di una sola cosa questi uomini, della fede di colui che guida il popolo italiano nella Chiesa, il Santo Padre. Vestito di bianco appare loro come una figura temibile e certamente inopportuna per il loro piano diabolico. Essi non sanno come eliminarlo, perciò ricordatevi, fedeltà a tutta prova al Santo Padre, pietà profonda per coloro che sono inviati a strappare la fede ma non ci riusciranno. Le porte dell'inferno giammai prevarranno contro la Chiesa di Cristo Dio. Risolvetevi, oh miei cari figli spirituali, a dire molte serie parole di preparazione, perché il castigo è pronto e principalmente sarà questo, che coloro che hanno finto di essere dei ferventi praticanti, ma in realtà hanno indossato una maschera dell'ipocrisia e hanno aderito alla fede solo per i loro gusti e comodi. Sarà tolto in malo modo tutto quello che hanno accumulato in mala fede e violando i comandamenti di Dio. Non vi turbate però voi anime semplici e pure, che Dio vi farà agire in modo meraviglioso e opererete portenti e stabilirete così un accordo con i vostri persecutori, che donandovi la loro attenzione porterete indietro dalle loro posizioni sbagliate. Essi riprenderanno il cammino giusto della vita e diranno: abbiamo cercato di ottenebrarli, ma loro con la loro luce ci hanno umiliati. Ed ecco che così si riporterà una grande vittoria spirituale, gli animi esacerbati saranno curati, essi ritorneranno nella loro patria ma cambiati, e nello stesso tempo molti qui si saranno purificati, giacché i cristiani peccatori dovranno pur purgarsi, mentre i buoni cristiani diventeranno angeli di luce che rischiarano le tenebre. Pace a voi, figli del mio cuore, e un abbraccio e tante benedizioni da Padre Pio da Pietralcina. Oh, Gesù purtroppo ha ragione di lamentarsi della nostra ingratitudine. Ed ecco quanto ha rivelato Gesù ad una figlia spirituale di Padre Pio. Vidi Gesù tutto malconcio e sfigurato. Egli mi mostrò una grande moltitudine di fedeli e la vista di Gesù in angustie mi dava molta pena,
e perciò volli domandargli perché soffrisse tanto. Nessuna risposta ne ebbi, però il suo sguardo si riportò verso quei fedeli ipocriti, tiepidi, non sinceri, ma poco dopo quasi inorridito, come se fosse stanco di guardare, ritirò lo sguardo ed allorché lo rialzò verso di me con grande mio orrore, osservai 2 lacrime che gli solcavano le gote. Si allontanò da quella turba di fedeli, dal cuore ipocrita, tiepidi e senza fervore, con una grande espressione di disgusto sul volto, gridando: macellai, e rivolto a me disse: figlia mia, non credere che la mia agonia sia stata solo di 3 ore, no, io sarò, per cagione delle anime da me più beneficate, in agonia sino alla fine del mondo. Durante il tempo della mia agonia, figlia mia, non bisogna dormire. L'anima mia va in cerca di qualche goccia di pietà umana, ma, ahimè, mi lasciano solo sotto il peso dell'indifferenza. L'ingratitudine ed il sonno dei miei ministri mi rendono più gravosa l'agonia. Ahimè, come corrispondono male al mio amore. Ciò che più mi affligge è che costoro alla loro indifferenza aggiungono il disprezzo, l'incredulità. Quante volte ero lì per fulminare questi cristiani tiepidi e sotto sotto ben poco credenti nelle verità di fede. Se non fossi stato trattenuto dagli angeli e dalle anime da me innamorate, scrivi al tuo padre spirituale e narragli tutto ciò che hai visto e hai sentito da me questa mattina. Digli che mostrasse la tua lettera al padre provinciale. Questa apparizione mi cagionò tale dolore nel corpo, ma più ancora nell'anima, che per tutta la giornata fui prostrato ed avrei creduto di morirne se il dolcissimo Gesù già non mi avesse rivelato altre cose. Gesù purtroppo ha ragione di lamentarsi della nostra ingratitudine. Quanti disgraziati nostri fratelli corrispondono all'amore di Gesù col buttarsi a braccia aperte nell'infame setta di coloro che non credono e che al posto di compiere le opere di Dio compiono le opere del demonio, disprezzando i fratelli e non manifestando carità alcuna nei loro confronti. Preghiamo per costoro affinché il Signore illumini le loro menti e tocchi il loro cuore. Fate coraggio al nostro Padre provinciale, che copioso soccorso di celesti favori ne riceverà dal Signore. Salutatemi il Padre provinciale e ringraziatelo per me delle sue applicazioni e delle sue ferventi preghiere. Padre Pio da Pietralcina, così scriveva il 7 aprile del 1913.